A Bibbia in siciliano. Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti da 23 o 26. Su però porti lo tuo dono all'altaro e data ricordi che tuo frati avi qualche cosa contro di tia. Lassa lo tuo dono già davanti all'altaro e tornatinne a reri di unne vinisti. Prima abbessa sta cosa con tuo frati e fai pace con dillo. Poi torni a reri e presenti lo tuo dono. Mentre sta camminando quello passata, mettiti subito d'accordo, perché ti ci acchiappasti e magari per non avere problemi a caliggi e finire in galera. Ascolta chiedo che ti dico, se non paghi fino all'ultimo denaro, arresti carcerato. Se quindi porti la tua offerta all'altare e lì ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta lì davanti all'altare e va via. Prima fa pace con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Trova subito un accordo con il tuo avversario in giudizio, mentre sei ancora per strada con lui, così che non ti consegni in qualche modo al giudice e il giudice alla guardia del tribunale e tu non sia gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato anche l'ultima moneta. Note testuali e commento al Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti dal 23 al 25. Cos'è più importante per Dio? La misericordia o il sacrificio? Gesù lo spiegò chiaramente parafrasando le parole che Geova fa dire al profeta Osea. Infatti, a darmi gioia è l'amore leale, non il sacrificio, è la conoscenza di Dio, non gli olocausti. Si trattava dei giudizi di Geova contro l'infedele Efraim. Le uniche due occasioni riportate dall'evangelista Matteo, in cui Gesù fa riferimento a questo, era l'atteggiamento dei farisei e la loro estrema considerazione legalistica di ogni cosa. La prima occasione è quella relativa ad un banchetto programmato in casa di Matteo, esattore di tasse, una classe malvista dai farisei. Voglio misericordia, non sacrificio. La seconda, sempre in risposta ai farisei, che questa volta si lamentavano dei discepoli di Gesù, che per fame di sabato raccolsero delle spighe per prepararsi del pane da mangiare. Al disappunto dei farisei si vede Gesù rispondere con le parole: «Comunque, se aveste capito cosa significa questo, voglio misericordia, non sacrificio, non avreste condannato degli innocenti. Infatti, il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Quindi Gesù, come sua abitudine, fa degli esempi o fa uso di parabole che servono a specificare che la riconciliazione deve precedere il sacrificio o l'olocausto. Questo non vuol dire che il culto, o come indica il significato latino di cultus, cioè l'adorazione, sia sotto forma di preghiera, di canto, di studio, di evangelizzazione o d'altro, non siano importanti. No, il sacrificio più gradito a Dio è la misericordia verso il prossimo, e solo dopo aver appianato il rancore, il versetto 24 invita chi ha il problema a ritornare al cospetto di Dio con la coscienza a posto. È importante il criterio linguistico e grammaticale usato da Gesù. L'espressione «lì ti ricordi» ci porterebbe a credere all'uso dell'ironia da parte di Gesù, come a dire lo sai che sei peccatore e che qualche peccatuccio lo hai commesso, oppure, cosa più realistica, far capire che davanti a Dio bisogna dire tutto e aprire il proprio cuore. Lì ricordi che la congiunzione
ci aiuta a riflettere. Che cosa è successo? Che gli hai fatto? Che ti ha fatto e perché ti stai portando questo peso? La traccia del verso 25 è più profonda. Probabilmente è passato del tempo e Gesù avverte, chi ha torto o ha ragione, di trovare subito un accordo, perché il pericolo di alzare un muro è reale. Ogni passo che continuate a fare per strada è un mattone che fa alzare il muro dell'odio. Questo muro trasforma quello che prima era un fratello in un avversario, perché quei passi stanno portando ad un giudizio, ad una sconfitta. Ecco perché sono usati i due imperativi va via e fa pace, cioè corri, precipitati e una volta che hai abbattuto il muro, ritorna davanti al simbolico altare.